Arriva all'udienza preliminare il procedimento contro quello che è stato definito il sistema Fincantieri, imputati 12 dirigenti del colosso della cantieristica nazionale e i titolari di alcune ditte che operano in subappalto presso gli stabilimenti di Marghera. La FIOM GGL del Veneto e di Venezia con la Camera Metropolitana si sono costituiti parte civile presentando anche uno studio. Le conclusioni purtroppo per i lavoratori sono molto semplici. Il sistema di organizzazione di Fincantieri e quindi il sistema degli appalti è strutturato in modo ad arrivare ad una continua compressione dei tempi di lavoro, il che significa una compressione dei costi del lavoro, e questo determina degli stipendi orari o mensili dei lavoratori delle ditte in appalto che sono circa la metà di quelli praticati in Fincantieri. Dall'altro anche per delle denunce fatte da parte dei lavoratori in merito alle loro condizioni di lavoro, come venivano trattati, come venivano sfruttati e quali erano le loro condizioni proprio materiali all'interno di quel luogo di lavoro. Giovedì 24 si apre con l'udienza preliminare il processo che vede imputati 12 dirigenti Fincantieri insieme ai titolari di alcune delle ditte che operano in appalto presso i cantieri Fincantieri. Sarà udienza preliminare, le imputazioni sono quelle di sfruttamento dei lavoratori, caporalato, la norma di cui è l'articolo 603 bis del codice penale, oltre alla contestazione di corruzione tra privati che si assume si sia realizzata appunto nei rapporti tra le ditte in appalto e i vertici Fincantieri.